per quale motivo siamo qua? Noi siamo qui per impaginare un giornale che non esiste. Siamo di fronte a un'edicola, stiamo edicolando un giornale che deve farsi, ecco, diciamo, fogli bianchi, e i nostri ospiti, tu sei responsabile di questo giornale, diciamo, abbiamo già ma qui il no, primo... Rob, non lo mettere in mezzo No? adesso come responsabile. Tu dici che già adesso... metto troppa pressione. Adesso non gli mettere troppa pressione perché sarà il nostro primo ospite. Noi siamo qui in piazza Madama Cristina per questo meraviglioso emporium. Come promesso prima dell'estate siamo tornati. Abbiamo qui... Infatti c'è tanta gente che ha i brividi. Tanta gente che ci aspettava da casa e volevano sapere, dice ma il dottor Lo Sapio, questo edicolando, quando tornerà? E siamo tornati con l'informazione vera, quella fatta diciamo quasi di passaparola, diciamo. Di passaparola fatta per strada, abbiamo obbligato il primo ospite a parlare, ecco. Però è venuto a presentarci, come dire, qualcosa di molto interessante, un'iniziativa molto interessante, però prima volevamo aprire con una piccola sigla, Mao, anche perché noi siamo... Ma tra l'altro lei mi sta veramente facendo impazzire perché riesce a fare tutte queste cose qua, parlare mentre sta tenendo un tempo complesso sotto. Ma io ho studiato, Mao, ho studiato. Anche quest'estate ha studiato. L'indipendenza. Ha studiato l'indipendenza a mano delle mani, diciamo, è vero. È bellissimo. Quindi noi così come niente fosse, senza soluzione di continuità, dal fatto che stiamo parlando possiamo metterci a cantare. Io direi di sì, questa è la sigla, poi introduciamo il primo ospite, ci saranno ben 4 o 5 quest'oggi gli ospiti, abbiamo un pubblico diciamo molto giovane, un vivaio di San Salvario, questo è il pubblico, che possa essere di buon auspicio per tutti. È vero, bellissimo. E allora, visto che si tratta di edicolando, partiamo così, in una maniera diciamo quasi giornalistica, e diciamo: prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, ai 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 ai. Leggo che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna siamo arrivati sulla luna, mentre qui c'è la fame, ai 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 ai. Va bene, la sigla, fate un applauso così scaldiamo un po' l'ambiente, giusto per introdurre l'ospite che è dotato anche di un microfono. E che vedi che funziona. Allora, ciao, abbiamo allora, Roberto Arnaudo. Roberto, facciamo anche un applauso all'ospite, ragazzi, perché non siate parchi, non fate i tirchi con gli applausi. Sì. Roberto che si occupa di infanzia, si occupa di bambini, visto così nessuno glielo lascerebbe un bambino. Roberto, non è vero. Poi però andiamo a scoprire anche altre cose, perché è anche musicista Roberto. Io adesso non vorrei subito così creargli. Non esagererei. Non esageriamo, però qui stiamo parlando di una cosa che potrebbe quasi sembrare uno scherzo. Dice, ma che cos'è? Un orologio, è una cosa che si chiama Cucù. Dico bene? Sì, Cucù, sottotitolo Culla del quartiere. E volete sapere cos'è? E noi vogliamo sapere, più che altro lo vorrebbe sapere il pubblico presente, poi vede quelle telecamere. Roberto, non si impressioni, al di là delle quali ci sono tantissime persone che vorrebbero sapere, ma cos'è questa Culla del quartiere, questo Cucù? Allora, cos'è? È un posto carino che è qua vicino in via Saluzzo 30, è uno spazio con molte stanze che abbiamo insieme noi come agenti per lo sviluppo locale di San Salvario, insieme a una cooperativa. Che tu fai parte di questa cooperativa che si occupa di questa associazione che gestisce la casa del quartiere, eccetera, che insieme a una cooperativa e un'altra associazione
hanno riaperto un posto che qualche anno fa aveva chiuso per problemi economici, problemi di gestione, un posto dedicato alla prima infanzia tra 0 e 6 anni, ecco. anche della parte antecedente, diciamo, di gestazione, maternità, e quindi anche prima degli 0 anni. Anche prima degli 0 anni. E quindi possiamo dire che è un asilo nido questo? Non è un asilo nido, è una struttura... no, però era provocatore, chiaro, domanda retorica. È una cosa che in parte assomiglia, in parte offre un servizio simile all'asilo nido materna, però non è una scuola in senso proprio, non si può lasciare proprio il bambino dalla mattina alla sera, è quella roba che nel linguaggio amministrativo, insomma, del comune, dei regolamenti, viene chiamato con un orribile termine baby parking. Noi purtroppo, cioè noi vorremmo chiamarlo in maniera un po' diversa, è un posto molto interessante dove chi non ha la possibilità di accedere alle scuole pubbliche, ai nidi, alle materne, oppure chi vuole portare il proprio figlio dentro una struttura di questo tipo, ma non per tutto il giorno, magari solo per una parte della giornata, magari in un orario che non è coperto da quelle delle scuole pubbliche, cioè perché ha un lavoro diverso, perché eccetera eccetera, può farlo. Da noi ci sono delle educatrici per l'infanzia, ci sono una serie di attività legate a questo, diciamo, questa quasi scuola materna, quasi nido. L'idea è una struttura privata, ma l'idea è di renderla accessibile anche alle famiglie che hanno un reddito più basso, quindi alcune delle famiglie che noi accogliamo o non pagano. C'è da pagare una retta. C'è da pagare una retta, ma chi ha una condizione economica di svantaggio significativo può anche pagare molto meno o anche nulla. Quindi siete attenti anche a quelle che sono, a quello che è il 740. È un po' l'obiettivo della nostra struttura. Poi oltre a questo servizio, diciamo, di quasi scuola, molto flessibile nell'orario, che si espanderà negli orari per venire incontro alle esigenze anche di chi fa degli orari di lavoro diversi dal normale, ci sono una serie infinita di attività, tutte legate al tema dell'infanzia, della prima infanzia, della genitorialità, quindi supporto psicologico, gruppi che si occupano di situazioni di disagio, attività motorie, yoga, massaggio, attività di avvicinamento alla nascita, e anche un luogo dove è possibile avere qualcuno, se hai un problema legato al tuo essere genitore di bambino piccolo, avere qualcuno con cui parlare che ti dia qualche indicazione, qualche consiglio, qualche supporto su una situazione. Ecco. Alla faccia che Roberto aveva detto, beh, io parlare non è che sono così bravo, invece voglio dire, non c'è bisogno neanche di farle una domanda perché hai quasi detto tutto, Roberto. Volevo dire, esiste solo in questo quartiere o è dire, esportabile questa cosa o è già stata esportata in altre realtà, cioè in altri quartieri? Che io sappia, di cosiddetti baby parking o scuole private ce ne sono, costruiti in questo modo, cioè poi attraverso il coinvolgimento di molti gruppi, associazioni, molte cose non le facciamo noi direttamente, ma raccogliamo proposte da soggetti che hanno competenze su questi temi. Fatto così, siete un esempio. Siamo una cosa che io, almeno a Torino, non mi sembra che ce ne sia una proprio uguale. Insomma. Noi siamo aperti già da un po' di tempo, adesso dopo le vacanze abbiamo riaperto e quindi sono aperte anche le iscrizioni per le varie attività. Ecco, questi spazi servono anche proprio per divulgare, quindi diamo delle coordinate, diciamo dove siete, dove vi possono trovare, gli orari e quant'altro. Siamo in via Saluzzo 30, siamo aperti praticamente tutti i giorni in orario di ufficio. Chi venisse ad Emporium oggi può trovare un nostro banchetto con i nostri deplianti informativi. Abbiamo ovviamente un'email che è info@cucu.it, quindi si può anche passare solo per prendere informazioni e capire se uno dei tanti servizi, delle attività che sono presenti a Cucù può essere interessante per questa o quella famiglia. È un contesto multiculturale, noi tra i vari progetti abbiamo collegato con noi quello delle madri di quartiere, che è un'attività molto interessante. Mi vale la pena approfondirlo qualche minuto. Diciamo che l'idea è cercare di entrare in contatto anche con famiglie che hanno problemi di isolamento anche culturale,
e per esempio famiglie appartenenti a comunità di immigrati. È difficile certe volte raggiungere quelle famiglie perché non le conosci, non parli la lingua, e coinvolgiamo delle persone, delle madri di diversa provenienza, diciamo, etnica, culturale, che ci aiutano a fare da tramite, da relè, conoscono a la individuare comunità. delle situazioni di disagio, di difficoltà, e a portarcele. E noi cerchiamo di dare delle risposte anche puntuali. Magari c'è una famiglia che non ha proprio i mezzi per comprare gli oggetti fondamentali per un bambino che nasce, il passeggino, i vestiti, eccetera. Noi cerchiamo di dare anche dei supporti materiali. Ecco, fate da intermediari, diciamo, sì. vi sostituite a quelle che dovrebbero scusate, essere così interlocutori. interlocutori, Sì. sì, esatto. Comunque, volevo dire stato sociale, ma è un parolone. Lo quindi- volevo dire anch'io, ma vabbè, devi non si dire può lo più Stato, dire. il comune. vabbè, No, vabbè, noi lavoriamo già in stato, collaborazione con l'amministrazione comunale, insomma, però cerchiamo di fare una parte in più rispetto. C'è un regista che stava portando via una videocamera. vabbè, perché ha la sua visione come dire, delle inquadrature, e a lei preferisce inquadrare il bar o Johnny perché è quasi coetaneo. Ecco, vabbè, però ci sta. Senti Roby, ma io volevo chiederti invece come è nata questo tuo coinvolgimento, come sei arrivato a questa... Dunque, io appunto lavoro in questa associazione di associazioni che coinvolge una trentina di enti, di gruppi, eccetera, che sta a San Salvario. Gestiamo la Casa del Quartiere, abbiamo una serie di progetti. Eravamo in contatto, in relazione con una cooperativa che si occupa di servizi per l'infanzia, che si chiama Atipica. Sapevamo che quello spazio, che era già attrezzato come spazio per l'infanzia, aveva dovuto chiudere, era gestito da un'altra associazione, quindi ci spiace quando in città un servizio, eccetera, chiude. Quindi la prima idea è dire: ma no, proviamo a riaprirlo, proviamo a trovare il modo di stare in piedi, di tenerlo aperto, di continuare il lavoro e anche di fare delle cose in più. Da lì è nato appunto un lavoro che è durato un po' di tempo. Siamo riusciti anche a trovare un finanziamento di natura europea che ci ha aiutato a fare i lavori e a pagare la start-up, e quindi abbiamo deciso di ricominciare, di aprire. Avete coinvolto di rinnovare. tantissime persone. Abbiamo un progetto coinvolto, anche... sono diverse decine di gruppi, associazioni, esperti. Ci sembra che in città ci sono anche tante cose che chiudono, lo sappiamo. Però è anche possibile, se ci si attiva dal basso, se si diamole un sbatte, messaggio questo anche importante, provare nonostante... a riaprire dei servizi, delle attività. E in quartiere, devo dire, stanno riaprendo un po' di cose. È riaperto l'Imbarchino, noi, Casa Garibaldi, Infatti, una nuova struttura che aprirà a breve. Parleremo di questo. Parleremo di questo. Questa San esperienza Salvario è il movimento che recupera più che chiudere, e dove è chiuso chiaramente cerca di riaprire. Va bene, Roberto Arnaudo è Allora stato Roberto, quindi il ricordiamo nostro... via Saluzzo Sì, 30, QQ, la culla del quartiere, ci sono dei bellissimi anche opuscoli, noi adesso Sì, non c'è un possiamo banchetto in zoomare, giro, quindi però invitiamo le persone interessate a fermarsi al banchetto, e quindi avere le delle iscrizioni specifiche maggiori. cominciano adesso, e chiaramente chi ha i figli lo sa che adesso il momento è quello delicato, quindi abbiamo detto via Saluzzo 30, gli orari sono quelli normali d'ufficio, tutti i giorni, dal lunedì al quindi venerdì. andate lì e troverete sicuramente qualcuno pronto ad accogliervi. Bravissimo, Allora, purtroppo non abbiamo un basso elettrico qua, perché io so che Robby Per è fortuna, capito? per Io lo No, fortuna. capisco. peccato, perché Per così fortuna. il trio si completava Sì, certo. anche con le Bravo, frequenze bravo. basse. Vabbè. Sai di quelli che suonano che poi quando tengono il tempo tirano su anche un po' il ginocchio, non so se è presente, con quella vecchia scuola, Vabbè, purtroppo non ce l'abbiamo, la prossima volta ti vogliamo anche come bassista. Portalo un momento- basso la prossima volta, che ci ti vuole, costa, voglio dire. ci vuole il piccolo. Nel frattempo ti ringraziamo di esserci venuto a raccontare questa tua esperienza, e dottore, noi tra poco saremo di nuovo in Sì, collegamento saremo per di nuovo raccontare. qui, sempre con delle interviste interessantissime, sempre con le iniziative proposte da Emporium, e con anche la nostra musica che fa così da accompagnamento, da certo. colonna sonora a questa impaginazione del giornale. Diciamo che le prime 10 pagine le abbiamo fatte grazie a Roberto Grazie a e voi. all'associazione QQ, Culla del Quartiere. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao, 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 grazie, ciao. grazie. Guarda. Allora, dottore, noi adesso tra qualche minuto torneremo Sì. con altri ospiti, altre iniziative, sempre qui nell'angolo di Edicolando.
a San Salvario Emporium in piazza Madama Cristina. Il dottor Lo Sapio vi farà conoscere da vicino quelli che sono i protagonisti di quella che potremmo definire proprio un cambiamento, una piccola rivoluzione in atto qui dal basso a San Salvario. E allora dalla piazza, Mao, noi diciamo chiudiamo il primo intervento ricordando che oltre a me e te, quindi tu non ti sei presentato, ti presento io, oltre al sottoscritto e a Mao c'è anche il buon vecchio il Costa. buon Don Costa che cura la regia, coadiuvato da questi giovani registi che non sono niente male. Niente male. Lui sì che c'ha proprio una scuola di giovani registi. Costa, poi ci racconterai anche la tua esperienza un'altra volta così con calma, ma noi possiamo soltanto dire questo: e se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo se noi daremo una mano a chi ha più bisogno. Ci sarà solo amore. Grazie, a tra pochissimo. A tra pochissimo. Andate in giro, no, rimanete tutti qui. No, scherzo, andate in giro 10 minuti, Tornate qua 10 minuti. poi tornate. Ci sono tantissime cose